Bene, eccoci qua, tornati in studio per questo nostro spazio dedicato alle elezioni, alle prossime elezioni regionali, perché ricordiamo che ci stiamo avvicinando a un autunno che sicuramente sarà caldo, perché da settembre a novembre, Ermanno, anche i veneti saranno chiamati insieme alla Campania, alla Puglia, alle Marche, alla Toscana, alla Valle d'Aosta a votare. Intanto, senza una data e senza conoscere anche i nomi di tutti i candidati, ci stiamo avvicinando quindi a questa scadenza elettorale. È importante informare il pubblico sulla situazione in cui ci troviamo, anche perché poi a livello internazionale stanno succedendo delle cose molto importanti e molto gravi, soprattutto sui dazi, eccetera. Quindi abbiamo bisogno di persone politiche preparate che siano in grado di prendere in mano la situazione, perché il Veneto in questo senso, perché aveva un mercato verso la Russia che è stato cancellato, adesso un mercato che viene appesantito verso l'America e di conseguenza abbiamo bisogno di condurre la regione nella direzione giusta, perché sennò soffrirà. E con noi abbiamo appunto uno dei futuri rappresentanti di questa fase elettorale di cui non si conosce ancora la data precisa, ma sicuramente si pensa sia entro l'anno, che è Roberto Marcato. Buongiorno, benvenuto. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Buonasera Roberto Marcato, che ricordiamo per i telespettatori è assessore allo sviluppo economico e all'energia della regione del Veneto ed esponente storico della Liga Veneta e della Lega. Ermanno, giustamente tu hai fatto riferimento alle vicende elettorali, perché si parla tanto di candidati, però poi di fatto appunto abbiamo i dazi, ci sono le guerre, gli acquisti delle armi, insomma forse qualcosa c'è da dire anche su questo, no? Sì, ma c'è da dire sulla produzione veneta. Non è tanto l'acquisto delle armi, questo è un problema a livello nazionale, ne parleremo anche più avanti, ma il problema è in questo momento il Veneto cosa sta soffrendo ed eventualmente quali sono i momenti necessari per intervenire e aiutare quella che è l'economia veneta. Allora, in questo senso, Marcato, un breve incipit sull'argomento. Allora, come diceva giustamente lei prima, noi abbiamo già pagato un dazio forte nei confronti della nostra economia quando hanno messo le sanzioni alla Russia, e lì abbiamo perso un mercato che per noi era un mercato importante. Adesso abbiamo il tema dei dazi verso gli Stati Uniti, e anche qui noi che siamo una regione che di fatto vive di export, perché questo è, siamo assieme all'Emilia Romagna, insomma siamo le due regioni che esportano di più in percentuale rispetto all'economia prodotta, questo per noi è un problema, è assolutamente un problema, che non riusciamo ancora a quantificare. Io ho parlato con molti esponenti sia delle associazioni di categoria che imprenditori di vari settori interessati dall'export, che fanno fatica a quantificare, perché poi anche questo accordo che è stato siglato apparentemente qualche giorno fa, in realtà di scritto non abbiamo visto nulla. Cioè, abbiamo chiaro qual è la contropartita che gli Stati Uniti pretendono: 350 miliardi di acquisto di energia, il che vuol dire che molto probabilmente abbiamo bloccato anche i prezzi, quindi di un'energia a ribasso non se ne parla, e 600 e passa miliardi di acquisto di armi, ma questo l'abbiamo chiaro. Quanto poi incidano effettivamente sulla nostra economia, insomma, il dettaglio non l'ha visto nessuno, facciamo fatica a dirlo. Certo è che in una congiuntura economico-politica come questa ci mancavano solo i dazi, certo, perché noi abbiamo già pagato uno scotto importante per la guerra in Ucraina, le tensioni internazionali medio orientali sicuramente non aiutano l'economia, abbiamo già un costo dell'energia che è molto più alto rispetto ai nostri competitor all'interno dell'Europa, le previsioni di crescita del PIL sono a ribasso per quanto riguarda il nostro paese, mancavano solo i dazi. Insomma, sicuramente questo non fa bene alla nostra economia. Allora, cominciamo con un contributo, così facciamo un attimo di apertura su quello che è stata la storia della Lega e del Veneto da 20 anni in qua. Prego.
In Veneto dire Lega non è come dirlo altrove. Qui è un marchio identitario, una bandiera che affonda le radici nel malessere fiscale del Nord, nella volontà dell'autonomia e nella voglia di contare di più. Ma oggi, a pochi mesi dal voto regionale, la Lega si trova di fronte a un bivio. Tutto è iniziato tra gli anni 80 e 90 con la Liga Veneta, primo movimento autonomista a entrare in Parlamento, poi la fusione nel grande contenitore padano voluto da Umberto Bossi, la Lega Nord. Gli slogan di allora li conosciamo: Roma ladrona e il Nord che voleva autogovernarsi. Ma è con l'ascesa di Luca Zaia che il Veneto leghista cambia passo, prima ministro dell'agricoltura, poi presidente della regione Veneto. Dal 2010 il partito si trasforma in una macchina elettorale da record. Nel 2020 sfiora il 77% con una lista Zaia che oscura persino il simbolo del carroccio. Zaia piace anche ai non leghisti, ma oggi la Corte Costituzionale ha deciso che non ci sarà un futuro mandato per Zaia, mettendo fine a un regno che durava ormai da 20 anni in Veneto. La Lega così cammina oggi sul filo del rasoio, il partito è cambiato, è diventato un partito nazionale, una svolta salviniana che non è piaciuta a tutti. E che fine hanno fatto prima il Nord e Roma ladrona? A lei. Quale sarà il futuro della Lega, ma soprattutto quale sarà in questo momento il cambiamento appunto epocale? Allora, fare previsioni in politica è sempre molto rischioso. Di una cosa sono certo, che se la Liga Veneta mantiene la propria identità, e cioè il proprio epicentro nella difesa territoriale del Veneto, con la propria storia e con uno sguardo vivace verso il futuro, avrà ancora un futuro. Se così non dovesse essere, la vedo francamente molto dura, perché noi siamo sta roba qua, cioè la Liga Veneta e poi la Lega Nord nascono come sindacato del territorio ed è stata la grande rivoluzione politica. Prima avevamo destra, sinistra, per la prima volta si affaccia un movimento politico sul panorama italiano che non ha appartenenze ideologiche, quindi supera il tema delle ideologie, profondamente antifascista nella sua Costituzione, però al di là di questo non ha appartenenze ideologiche, quindi già questa è una grande rivoluzione. E la novità straordinaria è la voglia di cambiare il paese con una visione federalista per togliere potere a Roma e portarlo ai territori, con una visione diametralmente opposta rispetto ai partiti nazionali, cioè la convinzione che i governi dei territori debbano aspettare ai territori stessi. Questa è la Lega. La svolta nazionalista ha un senso se diventa una sorta di federazione delle leghe regionali e a loro volta le leghe regionali sono detonatori di territorio. Se invece diventa un partito nazionale tout court ha poco senso, perché c'è già Fratelli d'Italia che fa bene il proprio mestiere e sappiamo che l'elettore sceglie sempre l'originale. Ma allora questa autonomia che futuro può avere? È funzionale alla politica del Veneto l'autonomia? È vitale al futuro del Veneto, ma è vitale per tutte le regioni. Cioè, allora, la domanda che uno si deve fare è questa: in tutti questi decenni di gestione romanocentrica del paese, il paese è riuscito ad esplodere tutta la sua potenza? No. Il divario fra nord e sud si è ridotto? No, è peggiorato. Ci sono migliaia di giovani che dal sud partono e vengono al nord o addirittura vanno via perché non c'è nessuna prospettiva di crescita. Ma non mi sembra che questo modello sia stato così straordinario. Il modello che proponiamo noi invece è quello dell'autonomia e del federalismo. Secondo me è essenziale per ridurre gli sprechi, aumentare la responsabilità degli amministratori locali e soprattutto un controllo diretto da parte dei cittadini, perché hanno un colpevole,
Cioè, nel momento in cui tu hai il potere decisionale, sanno che quel potere è tuo ed è tuo il merito o il demerito dei risultati o meno. Quindi c'è un controllo territorio. della politica da controllo parte... della politica diretto, per questo l'autonomia è vitale. È che questo paese è refrattario ai cambiamenti, di fatto è irriformabile. Quante riforme strutturali siamo riusciti a fare negli ultimi 40 anni? Noi abbiamo sempre fatto delle mini riforme dettate dall'emotività. Primi anni 90 a Tangentopoli, e allora cambiamo tutto, responsabilità, dopodiché tutto ritorna. Abbiamo tentato di fare una riforma del lavoro complessiva, ricordiamolo, 2 giuslavoristi sono stati trucidati dalle Brigate Rosse non 200 anni fa, qualche anno fa. Sì. Si è tentato la riforma della giustizia e anche là sono piccoli ritocchi, ma riforme strutturali che servirebbero al Paese non si fanno, perché questo è un Paese irriformabile. Le resistenze al cambiamento sono enormi, per questo un partito come il nostro, federalista e per certi versi antisistema, è assolutamente necessario per rompere queste incrostazioni pericolosissime che ha questo sistema fermo da anni. Perché il Veneto, diciamo il cittadino veneto, sa gestire il Veneto da sempre, da millenni. Da sempre, sì, da sempre. Quindi abbiamo la storia di Venezia, abbiamo la storia di Padova, abbiamo la storia di Verona, eccetera, che è riuscita a portare ad altissimi livelli economici questa regione, perché alla fine Venezia e il Veneto erano un impero che arrivava fino in Cina. Esatto. Prego. No, è esattamente così, non è un caso, cioè le nostre radici affondano in quegli anni, insomma, Venezia, che è la città secondo me più bella al mondo, ma credo di non essere proprio da solo a pensarla così, cioè, viene costruita, questa bellezza assoluta viene costruita su una palude, no, dove c'erano dei gabbiani, e lì con l'ingegno di quei veneziani, di quei veneti, è stata costruita Venezia, ma è stato un continuo. Dopodiché anche qui è giusto anche ricordare che nel primo dopoguerra il paese era tutto distrutto allo stesso modo, cioè non è che il Veneto avesse delle materie prime particolari o non fosse stato toccato dalla guerra, era stato messo in ginocchio come tutte le altre regioni. E com'è che oggi noi siamo, assieme a Lombardia e Emilia Romagna, siamo traino d'Italia e altre regioni che forse hanno potenzialmente anche di più? Penso alla Sicilia, cioè è una terra di una bellezza stratosferica, ha un mare che noi ce lo sogniamo. Cioè, quando De Luca dice che il nostro mare è una pozzanghera, da un punto di vista forse estetico ha anche ragione, ma noi su quella pozzanghera abbiamo costruito Miami, certo. Loro invece che hanno una piscina, Miami. Cioè, e questo noi di fatto di un litorale che non ha il fascino che ha sicuramente la costa sarda, no, certo. La costa calabrese o siciliana, cioè, noi abbiamo costruito un'offerta turistica straordinaria, perché non si fa da altre parti. E questo che anche il fatto che non si consenta al Veneto di avere l'autonomia che desidera è una violenza nei confronti dei veneti, perché la meritano. Perché negli anni abbiamo dimostrato che siamo in grado di gestire bene le risorse che abbiamo, la sanità nostra, con tutti i difetti e i margini di miglioramento che si possono avere, però continua ad essere la sanità di riferimento nazionale, è una sanità benchmark, e non è che l'abbiamo fatta, abbiamo grandi professionisti, certo, ma anche una gestione di un certo tipo. Dalle altre parti cosa manca? I professionisti no, i soldi no, è tutto uguale. C'è una diversità, probabilmente come diceva lei, che fonda proprio in una storia di successo e di grandi lavoratori. Ecco, adesso faccio una domanda un po' provocante. Noi oggi saremmo in grado di costruire Venezia in mezzo a una palude, e quanto costerebbe? Questo dà l'idea di cosa sono stati i veneti e i veneziani a quell'epoca, piantando col battipali a mano milioni di pali e sopra questi pali costruire palazzi, delle cose fantastiche
che non riusciamo neanche a mantenere. Prego. No, non riusciamo neanche a immaginarlo. Pensiamo agli ecomostri e obrobri che abbiamo fatto negli anni. Dopodiché mi permetto anche in maniera provocatoria di dire che oggi abbiamo la sovrintendenza che non mi consente neanche di mettere un'anta di un colore diverso, figuriamoci immaginare di fare Venezia. Oggi avremo tutta una serie di vincoli architettonici, storici che non ci consentirebbero di fare nulla, ma lì c'era anche una visione coraggiosa, cioè immaginare di fare quella città in quel luogo, in quelle condizioni, al di là della difficoltà materiale di reperimento di risorse, ma è la visione che hai, c'è una visione altissima a medio e lungo termine. La maggior parte di chi ha iniziato quei palazzi non ha visto la fine di quei palazzi, non l'ha vista, ma ne aveva la consapevolezza, perché non è come adesso uno, diciamo, l'impresario che dà a caparra, quanto tempo per fare a casa? 4 mesi? No, 3. Vabbè, 3 e mezzo, cioè, questo sono oggi, no? Ci sono case prefabbricate in legno che mette un mese a farle. Cioè, chi iniziava quei lavori là? Ma l'architetto stesso, l'ingegnere, a volte il titolare stesso sapeva che non l'avrebbe mai vista finita, eppure lo facevano comunque. Noi oggi invece siamo tutto e subito, per cui sarebbe impossibile farla, anche per questo una mancanza di visione, di grande respiro. Costerebbe cifre folli, impossibile. Anche oggi che abbiamo un'economia molto forte non si riusciremo a fare quello che hanno fatto i veneziani. Ma allora è plausibile che un domani possiamo avere questa autonomia, oppure è una speranza mal riposta? Allora, io sono un ottimista impenitente, per cui mi rifiuto di pensare che non possa accadere. Certo che la classe dirigente del Veneto deve aumentare la pressione e accelerare un po'. Perché noi siamo anche in politica, come siamo nel mondo del lavoro, come siamo nelle relazioni, grandi lavoratori, ma è tasi, no? Cioè lavora è tasi, noi siamo un po' così. E invece quando tu hai davanti un gigante sonnacchioso e indolente, cioè lo devi scuotere in qualche modo. Cioè, c'è un tempo per la trattativa con i guanti di velluto, c'è anche il tempo della presa di coscienza forte e di uno scontro forte istituzionale, politico. Cioè, io l'augurio che faccio ai veneti è che la prossima legislatura e la prossima giunta, il prossimo consiglio arrivi al vedo anche in maniera forte, insomma, ecco. Sì. Mettendo a repentaglio anche la tenuta di un governo. Sì. Cioè l'autonomia vale un governo, per quanto mi riguarda, vale un governo. Certo. Non c'è governo che giustifichi l'autonomia. Allora, in breve il suo programma qual è? In breve, fossi io il presidente del Veneto, il giorno dopo io vado a Roma e dico alla Premier: cara Premier, questo è il progetto dell'autonomia, ci diamo tempo quanto? Un mese? 40 giorni? O sì o no? Se è sì, è sì, se è no, noi andiamo in opposizione, perché il Veneto val bene un governo. Questa è la prima cosa da fare, da un punto di vista politico. Dopodiché invece c'è stato un referendum che è stato trascurato. Ma c'è stato un referendum, perché anche lì la forza di quel referendum non è stata tanto nella quantità di veneti che sono andati a votare, che è stata una roba straordinaria sotto la pioggia, ma è chi è andato, e sono andati tutti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, sono andati tutti, perché sul tema dell'autonomia qui in Veneto non c'è distinzione di appartenenza. Io l'ho vista la differenza, per esempio, fra noi e la Lombardia, siamo andati lo stesso giorno, ma la Lombardia ne fa molto una questione di scale, di denaro, no? Di risorse. Per noi è una questione identitaria. Cioè molti di quelli che sono andati a votare non hanno nemmeno pensato a quante risorse in più avremmo potuto gestire. Hanno pensato al fatto che saremmo stati padroni a casa nostra, cioè è un tema identitario ed è un motivo per cui noi siamo andati in massa a votare, molti di più rispetto anche alla Lombardia, che insomma è un'altra regione a forte trazione federalista politicamente parlando. Però per noi è così, d'altronde la Lega nasce qua negli ultimi 40 anni
quanti partiti, movimenti sono nati, autonomisti, indipendentisti, federalisti, venetisti, perché per noi è una questione identitaria, di DNA, vorrei proprio dire, è nelle nostre radici. E a me è capitato di parlare con persone di estrema sinistra che mi dicevano: ma io sono autonomista. D'altronde, se andiamo in giro per l'Europa, tutti i partiti autonomisti, è un caso anomalo qua, ma sono tutti di sinistra e addirittura di estrema sinistra. Quando parliamo della Catalogna, perché parliamo di neofascisti, parliamo esattamente del contrario. Sì. Per cui per noi è una questione identitaria. Questo è il primo tema politico. Dopodiché ci sono altre questioni, quella della salute e del sociale, su cui bisogna assolutamente porre grandissima attenzione. Siamo una regione che invecchia e dobbiamo immaginare un Veneto che sia in grado di dare risposte a una società dove ci saranno molti anziani soli, perché noi siamo la generazione che non ha fatto figli, per cui, mentre prima avevi una sorta di welfare familiare, avevi i tuoi figli che ti accudivano, oggi quei figli non ci sono, quindi sei tu, probabilmente anche single, perché siamo anche la generazione che si è sposata poco o ha divorziato o si è separata, e quindi bisogna immaginare un Veneto che sia in grado di dare risposte anche a questa situazione. Quindi il tema della gestione della risposta alla fragilità è un tema essenziale e di civiltà. E poi bisogna immaginare un Veneto che abbia un'economia che sia sostenibile, cioè un'economia di grande respiro, dove l'innovazione e la ricerca la fanno da padroni, ma che al contempo abbia ben presente il rispetto dell'ambiente, e lavorando su energie che siano rinnovabili e sostenibili. E soprattutto andare contro la fuga dei giovani dal Veneto, perché c'è stato un fenomeno terribile. Quello è un fenomeno terribile. C'è una parte io lo metterei per legge, che finita la maturità, dopo la maturità o dopo la laurea, per legge io manderei i ragazzi in giro per il mondo a conoscere, a divorare esperienze diverse. Però e questo va bene, cioè, giovani che vanno in giro a fare esperienze va benissimo. Il tema vero è che ci sono giovani che partono e non tornano più qua. Non ci sono opportunità. Allora bisogna creare più opportunità, ma bisogna anche raccontarle bene, bisogna raccontare meglio il Veneto. Perché per esempio noi abbiamo un sistema di commistione fra impresa e sistema sociosanitario che è difficile da trovare in altre parti del mondo. Perché guardiamo sempre ad altri paesi come paesi ad alto tasso di efficienza molto attrattivi. Io sono reduce da una missione all'Expo di Osaka e sono rimasto impressionato perché quasi tutti i tassisti che io ho incontrato erano over 70. E allora ho chiesto, mi sono informato, ma perché hanno tutti questa età? Perché con la pensione non arrivano a fine mese. Allora è un paese efficiente questo, a me non mi piace mia tanto. Lì la sanità è coperta per il 70%, il 30% te lo devi pagare tu. Insomma, poi altri sistemi, quello americano. Ecco, lì parlano sempre di un paese efficiente perché premia c'è la meritocrazia. Sì, ma lì vince il primo, tutti gli altri perdono. Da noi invece, io avevo dei compagni di classe alle medie che gli stai bocciai 3 volte. Oggi è una macchina da 300.000 euro, un'azienda da 50 persone, fanno fatturati milionari, e mentre su qua in giro che vado in giro, questi si è Maldive a fare vacanze. Cioè, voglio dire, in Veneto c'è anche questa possibilità. Bisogna lavorare molto di più con le università per capire quali possono essere i gangli su cui investire per attrarre i giovani, ma bisogna anche raccontarlo meglio. Ma questo appoggiare Veneto. Le aziende a dare spazio ai giovani perché possano crescere non solo i giovani ma anche le aziende. C'è un tema su questo, lei ha centrato il tema, il punto. Noi abbiamo il 97% delle aziende che hanno meno di 9 dipendenti, quindi sono di fatto famiglie di imprenditori. In quelle imprese arriva un giovane a lavorare e fa fatica a immaginare di poter far carriera, perché intanto il paron che resta paron fino alla morte, perché certo, se noi andiamo alle nostre aziende a 85 anni in ufficio alle 6 mattina apre il capannone, cioè, questo è il Veneto. 9 volte su 10 c'è il figlio
che prende in mano le redini dell'azienda, per cui anche, non sono le grandi realtà di altri territori dove tu entri, fai il tuo percorso, puoi diventare direttore generale, manager, amministratore delegato. In queste realtà sai già che se entri comunque a far carriera sarà il figlio se non il titolare per i prossimi 50 anni. Per cui la dimensione di impresa condiziona la prospettiva di crescita di un giovane, e anche questo è un tema su cui bisognerebbe lavorare, per cui non è che basta dirlo, ma anche il tema della dimensione di impresa è un tema su cui fare un ragionamento. Ad oggi questo tipo di impresa è riuscito a resistere a qualsiasi tipo di tsunami, a qualsiasi tipo di crisi pandemica che sia abbattuta sul Veneto. Però è del tutto evidente che soprattutto in periodi di crisi la microdimensione può essere un elemento di fragilità e lo può essere anche in termini di attrattività per un giovane. Certo. È questo il tema, l'ha centrato perfettamente. Certo, quindi il futuro del Veneto dipende sostanzialmente in questo momento da che tipo di politica si viene a fare, e naturalmente i veneti conteranno naturalmente sulle proposte che vengono fatte, e in questo senso i telespettatori attenderanno da voi delle proposte più, e lei sarà ospite nostro anche in futuro per riuscire a entrare meglio in quello che sono le esigenze dei veneti e come assolvere a queste esigenze, perché il Veneto può essere, come lo è, una delle zone più industrializzate d'Europa come concentrazione e diversità di produzione. Abbiamo fatto un congresso a Verona proprio su questo tema, e il risultato è che in tutta Europa una densità produttiva come c'è nel Veneto non c'è in altre parti. Certo. Seconda cosa, il Veneto è la seconda regione d'Italia come, diciamo, secondo il criterio dell'economista Tagliacarne. Primo è la Lombardia, ma ha 10 milioni di abitanti e di conseguenza noi ne abbiamo 5. Loro sono al 19%, noi siamo al 13%, quindi se fossimo 10 milioni saremmo il doppio della Lombardia. Ecco. E di fatto Emilia Romagna e Veneto fanno più della Lombardia e fanno 10 milioni, ecco, in questo senso. La ringrazio dell'intervento e torneremo sul tema, perché naturalmente è un tema importante e soprattutto i veneti devono essere stimolati a credere nella politica, e la politica deve credere nei veneti. Grazie. Grazie. Certo, anche perché così torneranno alle urne a votare. Certo, speriamo in tanti. In tanti, certo. Grazie allora a Roberto Marcato. Torniamo a ricordare assessore allo sviluppo economico e l'energia della Regione Veneto, ma esponente storico della Liga Nord, della Liga Veneta. Grazie per essere stato con noi. I nostri telespettatori, adesso andiamo un attimo in pubblicità, ma poi torniamo con un'ultima parte ancora dedicata alla politica, ma parleremo di politica europea e quindi ci occuperemo anche della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ma tra poco.